Una carità. Fa fortuna che si veniva ora di mangiare perché non che avvantavo proprio più oggi. Ormai a schina, guarda. Sempre più ore, sempre più ore. Parecchia sta toia. Sì, giusto Guarda perché- che razza di toia, guarda, dico, ma... Sei una mensa. Sei nero. La mensa sta qua. Quando Non so, siamo in cassa integrazione. casse dappertutto. Aspetta vedi. che metto la tovaglia. Vabbè, a tovaglia. Ti vedo, prepara la tovaglia sta qua. Boh, dai. E ora che ci mettiamo sopra la tovaglia? Niente, mia moglie mi ha messo a dieta completa, dice che sono diventato grasso, che sono obeso, Giura? capisci? Giuro, guarda qua. Do 3 fettine di prosciutto, state voi favorire in cattivo. Chiaro che il prosciutto. Poi avevo una suppetta di funghi porcini. Ah, guarda, questa qua mi non Si tratta rinuncio. bene, signore, E dopo ho panetton simpa, che è vero che vuoi anche quello. Chiaro. Bottiglietta di Dom Perignon. Te sai che mi do 3D di Dom Perignon, non mi faccio mai mancare. Dopo 3 sardini qua con Sì, l'aglio. ma anche credo che dopo dite che ti diventi grasso. Per forza te stoppa il doppio airbag e ti altro che te avrai il polistirolo alto. Qua Sì, polisti, non al dottore e farti controllare a pressione. ma se mi sono fatto impressione con controllare solo che l'olio è candedo, ma cambio Ma spazio. va, spiritoso. se- E ketchup, perché ti ho fatto il Ma ketchup. che ketchup? Ho fatto il check-in, ho fatto l'esame, ho fatto Ti l'esame. guarda, te Ho va- problemi di circonvallazione, Giuri? capisci? Sì. Dite che invece si era paida. Dite che Paida. carenza di ferro. De ferro. Sento che anche a me l'altro dì sono stato dal dottore e mi ha detto fa, Yuga carenza di ferro. Sento cosa mi ha ordinato? Cosa vuoi ordinare? Mi ha ordinato di fare una cura su ringhiere liguri. Ho spirituali adesso col Ma ticket. fammi vedere, e ti cosa mai? Cosa mai? Ah, mi guarda- Cosa mai? Mia moglie mi ha apparecchiato proprio una robetta, un paninetto, voluto favorire. È come un puteo più che un panino, guarda. E c'è un paninetto qua. Sì, un paninetto. Mangiare 8 giorni o che il panino là? Come, guarda, questo qua è una roba che non ti fa ingrassare, col prosciutto, la verduretta, tutto quanto a posto, in linea per la dieta. Bravo. Questo sì. Allora, mia moglie, io non posso dire niente di moglie. Mia moglie va è a sé un angelo. Beato ti. E a mia che sei ancora vivo. Ho dovuto mettere su squadra, perché metto qua. Anche sei esagerata. Ciao, vero? A me vol bene. A me vol bene. Mia moglie, sai che un tanto per dirne una, è il nostro anniversario del matrimonio. E sai cosa si era fatto per festeggiarlo? Un minuto di raccoglimento l'avrà fatto. Sei sempre il solito disfattista, a te non ti va mai bene niente, ti parti e donne e femmine, è proprio zero. Invece, caro mio, bisogna che ti rendi conto che le donne ormai hanno fatto passi da gigante, le donne ormai hanno raggiunto in tutto il mondo gli stessi diritti dell'uomo, che c'è parità. E ora avrai stessi doveri. I stessi doveri, Doveri. diritti e doveri. Giusto. Ma ti lesiti il giornale. come Guarda qua, so guarda qua. Che se vai, lesi. Che se paesi nel mondo dove la donna fino a pochissimo tempo fa non era assolutamente considerata, proprio, aveva manco di niente, una bestia, proprio zero assoluto. Nel Vietnam, per esempio. Ecco qua. Dove? Nel Vietnam. Vietnam. Fino a Cos'è pochissimo il Vietnam? Ta casa onara, sentito. Ita casa. Nel Vietnam, fino a pochissimo tempo fa, quando marito e moglie camminava per la strada, ecco, la donna stava sempre 7-8 passi drio all'uomo. Giusto, sempre drio. Adesso invece anche là completamente cambiato, tutto diverso. Sì. Quando marito e moglie cammina per la strada, vero? E la donna sta sempre 7-8 passi davanti all'uomo. Bene, vuol dire che finalmente anche nel Vietnam le donne avranno fatto passi a gigante. No, sai che sei ancora molte mine esplose. Ma ti ho detto che invece. Lesi qua. Allora, parità dei diritti, ma ho visto che c'è sempre un numero maggiore di uomini che assiste al parto della moglie. Mi pare una bella roba questa è una roba. Sai che forse i prendi del rimorso non essere stati presenti al concepimento dovremmo recuperare. A proposito di anniversario del matrimonio, ti ho setto, ti faccio come Un quiz. un quiz. quiz. Ti ho setto cose che si regala per 30 anni di matrimonio. Prova a pensare, anche se è difficile. E ora vediamo. Dunque, 25 è argento, 50 è oro, Oro, bravo. 30 30. Ma che? Dai. sarà. E perle sarà. E perle, esatto, perle. Guarda, che hai fatto 30 anni del matrimonio, i miei genitori, mio papà e mia mamma, no.
siamo messi insieme fra dei, visto? Abbiamo fatto un regalo, una coeana di perle, vero? Un spettacolo, ho fatto una figura, vero? Un spettacolo, che poi te resta, capisci? Se roba giusto, che te resta, E ecco. dove hai detto comprare? Pa' televisione. No. Una occasione, guarda. Dimmi. Ho visto uno di quei programmi che fa per televisione, no? Giura? Sì. E lei è una ditta, una roba seria. Chi? Chi? Linea Fur si chiama, Linea Fur. Non sarà mia una catena di montaggio, una nuova linea? No. Qua dalle nostre parti. nostrani? Sì. Allora là! Ma va, che televisione! Luca, quello che mi ha venduto è perle, che te ho detto, quello della Linea Fur. Luca! È vero! Signor Luca, buongiorno! Signor Luca! Buongiorno Antonio, buongiorno, come sta? Bene, questo qua è il mio amico Nane. Buongiorno Giovanni. Che Buongiorno Giovanni, anche lei. Nane. Giovanni, mi ha detto Giovanni, per una volta uno che facciamo un Signor Luca, cosa ha da propormi di interessante un po'? Non so, magari qualcosa per le feste, sai che hai sempre dei regali da fare, non so, Esattamente. Lei non sa Ecco, quanto stia dicendo una cosa giusta. vedi. Infatti oggi sono qui per proporvi, sapete rappresento la linea FUR, sono qui per proporvi un lotto molto particolare. È un'idea che ci è venuta così, stavamo realizzando dei nostri gioielli e a un certo punto abbiamo detto, anzi a me per dire la verità è venuta questa idea, perché non realizzare un lotto prezioso che possa entrare nelle case di tutti voi che ci state guardando in questo momento? Un lotto prezioso, originale, fatto con le mie mani addirittura in molte sue parti e con gioielli, con pietre, perle naturali e di elevatissima qualità, come è solita la linea FUR presentare a tutti quanti. Sapete che la linea FUR è espertissima di perle, è importatrice diretta dai paesi di origine di ogni tipo di perle, in particolare delle perle nere polinesiane. Ma questo è un altro discorso. Adesso entriamo più approfonditamente nel presentare il lotto in questione oggi. Partiamo dalla mia destra. Guardate, c'è una catenina d'argento 925 che al suo interno ha una perla di corallo di diametro di 7 mm e quando il corallo è di buona qualità anche 1 mm di differenza è importante. Questi sono 7 mm di un corallo naturale, di colore naturale. È un corallo podange, pelle d'angelo, veramente molto bello e potete vedere anche voi la lucentezza che ha. E notate la chiusura di questa catenina, la faccio vedere adesso, così poi saprete che vale anche per tutto ciò che vedrete in seguito. È una chiusura, come vi dicevo, realizzata a mano, realizzata proprio da me. La vedete, è molto semplice da usarla, ma rende questo oggetto veramente diverso dal solito. Gli dà quel gusto artigianale che è molto valido, lo rende veramente una cosa nuova, una cosa più valida, ancora più valida. Accanto a questa collanina abbiamo messo un paio di orecchini, sempre in corallo. Adesso la regia li inquadrerà. Sono orecchini, sempre di 7 mm di diametro, corallo naturale, di colore naturale, hanno il sostegno con una normale farfallina, sono gli orecchini a lobo, più classici che ci siano, ma è importante sottolineare che sono anallergici, quindi non creeranno a nessuno problemi di allergia proprio perché sono senza nickel. Abbiamo studiato apposta di realizzarli in questo modo. Accanto a questa, che è la prima componente di questo lotto, c'è la seconda componente di questo lotto, guardiamola. È un'altra collanina in argento che all'interno, e pensate quanto sarà divertente giocherellare con questa perla che è libera di scorrere. Io adesso vorrei prenderla in mano per farvi vedere proprio come è libera di scorrere da una parte all'altra. Pensate quanto potrete così giocare, passarvela con questa perla. Ha la chiusura sempre fatta a mano, da me, è argento 925, l'apis è sempre naturale, di colore naturale. Mi raccomando, pietra e non pasta, perché è molto facile che vi sentiate proporre delle pietre di questo tipo a prezzi molto bassi, ma sarebbe, vabbè insomma, lasciamo perdere. Questa è pietra naturale di colore naturale, è molto importante. E guardiamo anche gli orecchini. Gli orecchini altrettanto sono, come quelli in corallo che abbiamo visto prima, diametro 8 mm, pietra naturale, colore naturale, sempre antallergici. Qua al centro adesso vediamo una vera e propria cascata di perle. Guardiamola, è un torchon composto da 5 fili di perle naturali coltivate nell'ostrica. Guardate che luminose sono, guardate la forma che hanno, guardatene la lucentezza. Il diametro di queste perle è 3,5
4. Sono 5 fili lunghi 45 centimetri e noi che siamo importatori sappiamo benissimo che la lunghezza normale di un filo di perle è di 40 centimetri, quindi 45 centimetri è molto abbondante, va bene a chiunque tra di voi, anche se ha il collo un po' più largo. Assieme a questa collana vi proponiamo in parure questo braccialetto, dello stesso tipo evidentemente, sempre con 5 fili di perle naturali coltivate nell'ostrica, della stessa dimensione, dello stesso tipo, della stessa luminosità, della stessa qualità, che ha una caratteristica particolare. Guardate la chiusura. Chiusura che per serietà bisogna specificare che non è in oro, non vorrei che nessuno di voi si sbagliasse. Vedete la chiusura del braccialetto, se adesso ce la inquadrano, eccola qua, prego la regia di inquadrarla, la chiusura del braccialetto è uguale a quella della collana. Questo perché? Perché potete avere con un unico oggetto 3 oggetti, potete avere il braccialetto da solo, la collana da solo, potete unire collana e braccialetto per fare un'unica collana lunga 60 cm. 60 cm di torchon di 5 fili di perle naturali coltivate nell'ostrica. E l'ultima componente di questo lotto che vi stiamo proponendo oggi appunto per i regali di Natale è quest'altra catenina in argento, sempre con la chiusura realizzata a mano da me, che ha al centro una magnifica perla, anche questa perla naturale coltivata nell'ostrica, diametro 6,5-7, stesso diametro che hanno gli orecchini in parure con questa collanina, che adesso vedremo. Il prezzo a cui vi proponiamo l'intero lotto è 189.000 lire. Questo, contrariamente a quanto fa di solito la linea FUR, vi verrà spedito a casa. Sapete che anche in altre trasmissioni televisive che facciamo normalmente andiamo di persona a visitare i clienti, ma proprio perché stiamo sotto Natale e proprio perché avremo tantissime cose da fare abbiamo pensato di proporre una cosa che possa essere spedita. Però l'abbiamo fatto anche in maniera un po' diversa da quella che normalmente si fa, perché le spese di spedizione ce le accolliamo noi, sono già comprese nel prezzo. Quando vi verrà consegnato questo pacchetto, voi non dovrete pagare un soldo in più di quanto non vi abbiamo già detto. Potete telefonare in televisione per prenotarlo o potete telefonare in ditta da noi. Ci saremo io, mio padre, mio fratello, mia madre pronti a rispondervi e a darvi qualsiasi spiegazione. Ma se non siete abituati a comprare attraverso la televisione, cosa che può tranquillamente essere, potete venire direttamente in ditta da noi a prenderlo, a visionarlo e se vi gradisce a prenderlo. 189.000 lire per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezzi. Ma non è finita ancora qua. Ci sono anche le scatole. Abbiamo detto che è una proposta fatta per i regali di Natale. Benissimo, è giusto allora che noi vi diamo anche le scatole per fare questi regali di Natale. Ed eccole qua. 1, 2, 3 e 4. Sacchetto che sarà adattissimo per contenere collana e braccialetto. Oltre a questo ovviamente vi daremo una garanzia totale della linea FUR, ma quale migliore garanzia di comprare degli oggetti da persone che sono specializzate e importano direttamente questi oggetti. Questo è anche il motivo per cui il prezzo che vi proponiamo è così basso, perché se voi fate un rapido conto, meno di 60.000 lire, una parure di corallo così, collana e braccialetto fatta a mano e sappiate dare il giusto valore alla realizzazione a mano, lo stesso per il lapis, per la perle e per il filo di perle e il braccialetto, meno di 250-270.000 lire non ve la cavate, perché 6, 12, 18, almeno 50-60.000 lire il torcione e il braccialetto, arriviamo a quella cifra. Noi ve lo proponiamo a 189 perché le importiamo direttamente e perché stiamo facendo anche una promozione. Se permettete vogliamo farci anche un po' di pubblicità. Dentro alla confezione che vi arriverà a casa infatti ci sarà anche un nostro dépliant che vi spiegherà ancora più approfonditamente quali sono le diverse prerogative della linea FUR. E allora cosa dite? Sono stato abbastanza chiaro? Chiaro, chiarissimo. Guarda, questa qua è l'uovo del Colombo. Guarda, Nane, io... gatto visto che toso a posto, non siga, non fa casino. Come uno di famiglia. Chieto. Bravo, bravo. Guarda, trovare user sta proprio una fortuna. Comunque, ringrazio. certo che go pensare a una roba che toendo un lotto, che ne contento a 8, moglie e fioi, e a cognà, e a suocera. Con un lotto che ne contento a 8. Ma una fortuna, caro Luca, averlo trovato. Una fortuna. Una fortuna, va. A proposito di fortuna, sai che mio cugnato che comprare a sua moglie una coana di perle da Luca. Da quando che si è messo sta coana, tutte le fortune di sto mondo. E che ha vinto al lotto, al Totocalcio, al 3. Io gli dice che
Niente, sta qua è una che porta fortuna. Fortuna, vero, è vero. saluto. Fortuna. Senti cosa vuol dire Fortuna. Luca. Fortuna. E chi che nasce sfortunato che piove sul culo a star sentato, che sia... Altro che... Vita. Comunque, spiega che, caro Luca, spiega su Imbranà qua che perle porta fortuna, spiega che... È vero, è vero. Tom, vero. Guardi, ci sono tantissime tradizioni che spiegano quanto le perle portino fortuna. In Oriente è uno dei portafortuna più utilizzato. Non c'è matrimonio in cui non regalino un filo di perle proprio per segno di buon augurio, di prosperità e di felicità. E Ma si mi pensa pensavo- che addirittura in Polinesia a ogni bambina che nasce regalano una perla nera che l'accompagnerà nell'arco di tutta la sua vita, proprio come portafortuna, oggetto personale. Ma ora se è vero, mi pensavo che dessi delle monade, invece è vero. E questa invece è roba. vero. Storia, altro che... Scusa una roba Luca, no per Mi sfiducia, vero, ma dico, siamo qua, adesso se conosciamo, no? Dico, se puoi mia toccarle un attimo, dare una... Cioè, uno Sì. dice, dato che siamo Siamo qua, qua, tocchiamo, capito? No, per La sfiducia, linea FUR non chiede di meglio che mostrare dal vivo i propri prodotti ai Giura. propri clienti. Giura che Luca te puoi fare sta magia. Certo. Allora, te mi adè, insomma, mi vengo. Tornare. Tieni, guarda. No, tocco, no. Come tocco? Tocco. Guarda, qua, eccola qui. Vai. Che roba? Appare una roba. È un miracolo. Cioè, è tuemo. Ma tu vemo? Telefonemo. Telefonemo. Andiamo. Mm-hmm.